Amici dei Cusò della Memoria, ci troviamo in territorio di Isili. Oggi abbiamo trovato il tempo per fare una cosa insieme, io e Fabrizio. Vi faremo vedere alcune cosettine carine di Isili, famosissima ovviamente dal punto di vista archeologico per il nuraghe Isparas. Andiamo alla ricerca di diversi gruppi di Domus de Janas. Lo facciamo insieme io e Fabrizio, naturalmente aiutate sempre dal mitico Omar, dal mitico navigatore Omar. E a proposito di navigatore, ragazzi, vi faccio vedere una cosa che io spero che vi serva a essere autonomi, e cioè praticamente se voi adesso mi state guardando, se voi adesso ci state guardando e ci state leggendo, lo starete facendo da un cellulare oppure da un tablet oppure da un PC. Ebbene, quando siete nei siti archeologici e avete il cellulare, per arrivare nei posti potete mettere le coordinate del luogo su Maps, e una volta che voi impostate le coordinate, Maps vi porta lì. Ora io non sto facendo la pubblicità a internet o a Google Maps, sto cercando di rendervi un pochettino più autonomi per quanto riguarda andate a sinistra, andate a destra, cercate quel chilometro, cercate quella casa. No, più che più autonomi, più liberi, e magari vi può anche servire questa cosa qui. Noi abbiamo messo le coordinate, trovate su Wikimappia, ragazzi, Wikimappia. Li abbiamo impostati nel navigatore, lui ci ha portato qua, e una volta che arrivi qua è facilissimo perché su Google Maps ci sono i sentieri che vi portano nei siti dove noi andiamo. Non c'è nulla di trascendentale nelle nostre ricerche. Un altro sito dove potete trovare le coordinate è il portale nuraghi.net, anche lì sono indicate benissimo, quindi da lì prendete spunto per le vostre gite archeologiche. A tra poco, ragazzi, andiamo a vedere il primo gruppo di Domus de Janas. Fabrizio, ricordami il nome? Sumrajani, la Volpe. Ciao, a presto! Vedete, ragazzi, è facilissimo, con Google Maps si usa il cellulare, ci sono i sentieri, non è difficilissimo arrivare nei posti dove andiamo noi, e non c'è bisogno di scrivere tantissimo per quanto ci riguarda, e poi ognuno fa come vuole. Ecco qua, e siamo arrivati alle meravigliose domus scavate in questa roccia calcarea strepitosa, ragazzi. A parte il fatto che secondo me è necessario fare qua un 360 per vedere lo splendido panorama di cui godevano i nostri antenati, straordinario. Lì c'è praticamente il lago di San Sebastiano, che abbiamo già imparato a conoscere, e proviamo a entrare in queste Domus de Janas. Ricordami il nome, Fabri? Sumrajani. La Volpe, giusto? Sì, ok, sì. Una monocellulare, l'altra bicellulare. Una delle tre Domus che oggi proveremo a vedere. Guardate che meraviglia. Monica, la ringraziamo tantissimo perché è già entrata e ha messo le luci. Questa è la monocellulare. Ok, questa è la monocellulare, grazie Fabio. Oggi abbiamo fatto il video insieme, anche questa è una meravigliosa novità. Meravigliosa novità e esperienza. E questa è quella bicellulare, abbiamo notato tracce di mortaretti, evidentemente qua vengono a festeggiare chissà che cosa. Straordinario, ragazzi, bicellulare. Ora io non so se il fatto che siano comunicanti sia una cosa recente oppure voluta dai nostri antenati. Ma ragazzi, Secondo me questa era la base dove veniva posato il corpo del defunto, questa parete era chiusa sicuramente, e questo era l'ingresso della cella dove veniva deposto. pazzesco, ragazzi. Ok, allora, se tutto va bene, vi faremo vedere altre due Domus de Janas. Quelle vi spanteranno, amici. Rimanete anche con noi. Scusami, Oi. una cosa che non si vede spesso Ehi, è questa. aspetta che arrivo. La vedi? C'è una sorta di Sì? mensola Ok, di grande. ripiano dove si potevano appoggiare probabilmente delle offerte. Offerte votive, certo. Sì. Pazzesco. Per accompagnare i nostri defunti. Ecco qua, praticamente vi facciamo vedere le immagini dall'interno verso l'esterno, e chiudiamo le immagini in attesa di trovare le altre due. Amici, aspettate ancora, a dopo. Asibiri. Amici dei Custodi della Memoria, ci troviamo nel territorio di Isili. Siamo venuti qua per visitare le Domus de Janas di Domeranus. La seconda tappa, sì. Seconda tappa, siamo nel lago Corra San Sebastiano. San Sebastiano. San Sebastiano raccoglie le acque del Flumini Mannu. E niente, sono un pochettino teso perché la macchina di Fabrizio, nonostante sia 4x4, insomma, dai, ci ha portato qui. Ci ha portato qua. Stiamo andando nella seconda Domus de Janas. Ora filma Fabrizio e cammino io il contesto geologico
e ambientale, come potete vedere, è di una bellezza inaudita. A tra poco. Allora, eccoci qua, siamo arrivati nelle sponde del meraviglioso invaso del lago di San Sebastiano. Quello, per intenderci, in fondo è l'isolotto su cui giace la chiesetta famosissima. C'è un piccolo particolare, ragazzi, e io non so se dire che è una cosa positiva o una cosa negativa. Secondo me è positiva. La domus è sott'acqua, perché stando alle foto il nostro riferimento, la domus è esattamente sotto da dove sto filmando io. Potrebbe essere per me una cosa positiva, perché evidentemente l'invaso sta bene, io penso che dove ci sia acqua ci sia vita, e quindi se era l'unico modo per agevolare qua le persone per quanto riguarda il problema idrico, va bene così. E sta di fatto che qua sotto ai nostri piedi c'è la Domus Aegianas di Isili, Domeranus, ma noi non possiamo vederla perché il livello delle acque è 3 metri e 3 metri e mezzo, 4 più alto rispetto alla foto che un appassionato fece circa 7 anni fa. Andiamo a vedere le altre e chiudiamo il servizio. Ciao, a presto. Continuiamo, ma siamo molto vicini, ragazzi, siamo molto vicini. Vieni Monica, tra un po' prenderai tu le inquadrature perché il GPS me la mappa qui. Io prima, ragazzi, erroneamente l'ho chiamata col nome della località del canyon. In realtà la Domus è nominata Concali de Itzoppas. E questo posto, ragazzi, è Ci passiamo? Fabrizio, dobbiamo stare attenti perché siamo qui. Guarda, te la troverai sicuramente tra un po'. Non c'è? Esattamente qui. Eccola qua. Dove? Dove? Ragazzi, che No, dire? no. Ragazzi, che dire? Dove? Trovata! Che dire, ragazzi? Che dire? Aspettate. Che dire, ragazzi? Mamma mia! Mamma mia! No. Mamma mia! Che In un ma- contesto, grazie Monica per averci portato qua. In un contesto geologico straordinario, ragazzi, qua dimorano a Domus Aegiana straordinaria. C'è una piccola formazione geologica lì, che è praticamente la mappa me lo dà come Corongius Perrao, ma è tutto straordinario. Ora vi facciamo vedere la Domus Aegianas, meravigliosa, straordinaria, ragazzi, straordinaria. Guardate un po' qua, Entra. pazzesco, ragazzi, pazzesco. Qualcuno ha trovato il modo anche di scrivere il suo nome, ma non ce ne frega niente. Fabri, non lo so cosa pensi tu di questi spezzoni di lastra, non lo so. Ma potrebbero anche essere, magari solamente delle pietre per sedersi, o anche un pezzo del portello. Forza del portello, ora l'ho pensato anch'io. Sono abbastanza Ok, squadrate. incredibile. Entriamo e non è molto grande, ragazzi, non c'è tantissimo da filmare, non ci sono colonne, non ci sono protoni, perlomeno non adesso, ragazzi. Però mi viene in mente, ragazzi, amici della Sardegna, mi viene in mente un piccolo passo di una canzone che mi piace molto. La scrisse Max Pezzali, e cioè che praticamente basta un giorno così per cancellare 120 giorni stronzi, ragazzi. Venite in questo posto perché io vi prometto che se il vostro animo è turbato, qui in questo posto il vostro animo troverà pace. Amici della Sardegna, viva Isili e ovviamente viva i custodi della memoria che vi hanno portato fin qua. Ciao a tutti, Corrado, Monica e Fabrizio, ciao! E un saluto a Mara, ciao Mara!